Settima ed ultima corsa, è una condizionata per cavalli di 3 anni, sono in 11 al via. 1 Charlotte Griff, Luca Lovera, 2 Quadrado Wise L, Giorgio Cassani, 3 Caos LL, Lorenzo Baldi, 4 Cocò GSO, Maurizio Cheli, 5 Cortone Ledi, Nicola Salacone, 6 Casettaro, Marco Stefani. Questa è la prima fila. In seconda 7 Shevin Lake, Manuel Pistone, 8 Carson Di Poggio, Gennaro Casolari, 9 Cazzaniga Light, Tommaso Gambino, 10 Cesare Augusto DVS, Vincenzo Piscoglio, 11 Commander Crow, Aniello Vitaliano. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 2. L'errore del numero 4 Cocò GSO, è molto veloce il 6 Casettaro che sorprende un po' tutti e passa al comando nei confronti di Quadrado Wise L, poi la compagna di scuderia Charlotte Griff, di fuori vediamo Caos LL. Numero 4 vediamo Cocò girarsi GSO, Marco Stefani se ha intenzione di correre davanti. 15-2 intanto i primi 200 metri, con in vantaggio il figlio di Gambling B, l'allievo di Matteo Restelli. Quadrado Wise L si mantiene in seconda posizione mentre numero avanza al largo Caos LL, ma Quadrado Wise L non vuole tenersi a destra libera e allarga. Intanto 400 metri in 36, sempre in vantaggio Casettaro nei confronti di Quadrado Wise L che si è scoperta al largo, poi Charlotte Griff che guadagna una posizione alla corda davanti a Caos LL. Intanto 600 metri in 46 tondi tondi, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Casettaro su Quadrado Wise L, Charlotte Griff, poi Caos LL, frazione molto veloce qui davanti in 14,3, 1 minuto e 3 decimi il primo giro, con Quadrado Wise L sempre all'esterno di Casettaro, poi di dentro Charlotte Griff, Caos LL, chilometro in 1,15,3, con Casettaro ancora in vantaggio, viene stappato da Marco Stefani. Quadrado Wise L è al suo esterno, poi sempre Charlotte Griff seconda alla corda, si riavvicina Caos LL, siamo a 400 metri dalla conclusione con la retta di là passata in 14,4, l'errore di Quadrado Wise L con Charlotte Griff che ora prende la via del largo davanti in anticipo su Caos LL, ultima curva passata da Casettaro in 15,9, sono tutti un po' stanchi. Casettaro viene attaccato da Charlotte Griff, poi all'esterno anche Caos LL, ultimi 50 metri. Charlotte Griff si deve difendere da Caos LL, ultimi metri. Charlotte Griff che si difende probabilmente di misura su Caos LL, poi al terzo abbiamo visto avanzare a centropista probabilmente Shevin Lake. Comunque rivediamo con Charlotte Griff che sembra aver preso la meglio su Caos LL che ci prova fino alla fine Lorenzo Baldi, ma alla fine l'allieva di Luca Lovera mantiene un muso di vantaggio e porta a casa il successo sullo stesso Caos LL, il terzo Shevin Lake davanti a Casettaro. Quindi vittoria per Charlotte Griff, Luca Lovera, il training di Papà Marino, i colori della scuderia quiriniana per la figlia di Man of Many Mission che viene a vincere l'ultima di Cesena. È tutto per questa sera, l'appuntamento per domani con il Gran Premio Città di Cesena sia filli che per i maschi.